Avevo già parlato di Iacaru e cani, a ora si passa all'altro animale manso, o iatu o o miso. Principiamo con il più facile, o iatu. Elu viene dal latino catus con due T, catus con una T, vuol dire astuto, malizioso. Ci sarà una lea tra i due, tra o iatu e astuto. Non penso mica. Catus, o iatu, viene a forza di usiriaco cato, o allora di maniera più diretta di l'egiziano caus, che i primi iatimanti erano in Egitto. Allora Pamigiu è un'altra affare. Ci sono parecchie ipotesi. Lei da videola. La prima è quella di un nome onomatopeico, vale a dire che la parola vede di modo diretto dell'oggetto. Per esempio, toc toc è l'imitazione di un rumore quando l'uomo picchia la porta. E Pamigiu, forza, è sta spiegazione. Mentre l'altra è dita, o iatu macho, si dice mau. Ie, mau, come lo strido degli animali. Te, ti chiamo mau, awa. Ma perché lo chiami a questi animali? Ci vuole chiamare come lo rimori. È un bel Seconda ipotesi è quella di un trasferimento da un animale a un altro, da un topo a un iatto. Sono animali opposti, ma il topo in latino e dopo in italiano si dice mus, muccio, miccio. E quando uno vede un topo, chiama un miso per cacciarlo. Mus, mus! Cacciami sto mus! Tanto come il iatto rispondia alla parola mus, c'è stata assimilazione. E sto mus latino viene dall'indoeuropeo mus. Dopo, in latino, il suffisso io permette di scrivere un'azione, tanto mus più io diventa musio, quello che caccia mus o mus, quello che caccia il topo. Terza ipotesi, questa qui permette di aggiungere informazioni in più, che sola non basta mica. Facci a lei con il greco. Mykerinos è un nome della quarta dinastia egiziana che avrebbe portato il iatto in Europa, che è un nome di una popolazione di Persia e anche di iati persiani, i Mici. A dire la franca, la prima ipotesi è semplice e logica. Di più, i primi luoghi da manzera di iatto sono l'Egitto e l'Iran, a mezzaluna vertili. Altro punto per iatto miso, ma di un'altra parola, nella Roma antica si diceva felis, che ha dato felino. Allora, ecco la spartera di due parole in Corsica e questa spartera si può pensare alla seconda ipotesi, che a parte di Corsica sposta all'Italia, adopera di più miso. Avevo domandato a Facebook se qualcuno conosceva l'origine di miso, ma mi trovo le stesse ipotesi, soprattutto per il paulatino. Per Amicizia di Joan Miguel Weber non ho trovato nulla. Forse era una roba che piaceva assai ai iati. E voi, come dite, iatto o miso? E d'indoisete che ora, con le popolazioni che si muovono, la spartera di due parole, cambia un poco. Se vi è piaciuta, potete mettere ello, picchiare ello, e per far conoscere la storia nostra, spartete il video, per piacere.